Mister, c'è questa partita, riprende il campionato, ora bisogna veramente vincere con questo Empoli che è anche una neopromossa. Ma direi proprio di sì, non ci sono altre alternative, dobbiamo tornare a fare i 3 punti, è da troppo tempo che non si vince, ma soprattutto dobbiamo dare una logica al nostro campionato. Qualche giocatrice al rientro, c'è ancora qualche problemino, c'è una nuova pedina, una finlandese, è un Verona ancora in costruzione. Sì, certamente molte giocatrici devono ancora arrivare, altre sono infortunate, vedremo un attimino gli 11 che riusciremo a mettere in campo sabato. Comunque sarà una formazione di tutto rispetto. Vedere il Verona così basso in classifica, certo non è d'abitudine nel calcio femminile. Sì, non è un'abitudine, però siamo partiti così, purtroppo con diversi problemi. Adesso vediamo di crescere, vediamo di mettere una squadra competitiva in campo da qui alla fine della stagione. Che avversario è questo Empoli? Ma è un avversario ostico, è un avversario grintoso, è un avversario che fa giocare poco, non sarà una partita semplice, però noi, come ho già detto, abbiamo bisogno dei 3 punti.